Nella sola provincia di Treviso ci sono 10.000 malati, nella regione del Veneto 70.000 malati che devono essere moltiplicati per 5 perché una malattia come la demenza riguarda tutta la famiglia, è una malattia di origine neurologico ma diciamo così, si allarga al sociale a macchia d'olio e riguarda tutta la società. 21 settembre, giornata mondiale dell'Alzheimer. L'outlet di Noventa per l'occasione è stata inaugurata la mostra fotografica Ogni vita è un capolavoro con l'obiettivo di sensibilizzare le persone al tema. Un progetto di ISRA di Treviso è realizzato nelle residenze che ospitano anziani affetti da malattie mentali degenerative, iniziativa patrocinata dal comune di Noventa di Piave. Siccome questo luogo è frequentato da milioni di persone, credo che qualcuno noi lo riusciamo a intercettarlo e a farlo anche un po' pensare, perché poi sono convinto che anche all'interno dei fruitori di questo luogo ci sarà qualcuno che ha qualche problema o col genitore o lui stesso. 33 tele esposte sotto i portici della piazza centrale che ritraggono persone affette da malattie neurodegenerative nelle vesti di protagonisti di famosi dipinti dal 1400 all'età moderna. Coinvolte 60 persone, familiari partecipavano, curavano il setting cinematografico. Ciò che noi vogliamo dire con questa mostra è che la vita di ogni anziano non autosufficiente e anche affetto da demenza è un capolavoro e lo abbiamo dimostrato rendendoli belli, rendendoli un'opera d'arte così come sono. Il nostro vuole essere un invito di riflessione tramite la bellezza e tramite l'arte e il messaggio è che ogni vita è comunque un capolavoro. La nostra responsabilità di azienda che opera in questo territorio vuole essere proprio quella di portare un tema di riflessione e di attenzione alle famiglie che visitano questo centro tutti i giorni.